Secondo i poliziotti, i suoi viaggi verso la Lombardia erano frequenti. Un giorno sì e uno no andava a rifornirsi di stupefacente che poi smerciava ad una rete di piccoli spacciatori al dettaglio. Erano mesi che gli agenti della squadra mobile gli stavano addosso aspettando il suo passo falso. Mustafa, sulla carta artigiano per una ditta di imballaggi, 31 anni, è stato fermato a Castelfranco al volante della sua Toyota Yaris. La perquisizione personale dell'automobile ha dato esito negativo, ma i poliziotti non si sono accontentati delle apparenze ed hanno cominciato a smontare la sua auto, ed è quando hanno sollevato il cruscotto che hanno avuto le conferme che aspettavano. Appena dietro al volante 20 panetti da un etto ciascuno di hashish. Abbiamo risalito un attimo la catena trovando chi in effetti portava la droga da fuori provincia in provincia di Treviso, che è questo ragazzo, questo Mustafa, che con dei viaggi quasi quotidiani importava 2-3 kg di hashish alla volta. Secondo i poliziotti l'uomo era un vero e proprio grossista che aveva margini di rincaro altissimi sugli stupefacenti che venivano pagati in anticipo. Riusciva a comprare un chilo di hashish ad un prezzo indicativo di 1.000-1.300 euro, lo rivendeva qui su piazza a 3.000, quindi quasi il 300%. Da lì dovete considerare ulteriori passaggi per arrivare poi ai 5 grammi venduti al ragazzino. A lui gli agenti sono arrivati pochi mesi dopo l'arresto di altri 2 spacciatori suoi clienti che operavano proprio nel parco di via Manina, Montebelluna, dove rifornivano di droga i minorenni di passaggio tra la scuola e la stazione ferroviaria.